La sanità del Veneto era la migliore d'Italia, ma nel giro di 25 anni ha cambiato pelle. Dal 1997 hanno chiuso tutti i reparti di lungodegenza e tagliato i pronto soccorso, che sono crollati da 69 a 15. È il quadro preoccupante e inquietante tracciato dalla trasmissione Report di Rai 3 nella puntata dell'altra sera, che parla della terra di Tina Anselmi, madre della riforma del 1978, con la creazione del sistema sanitario nazionale. Questa terra che poi è naturalmente il Veneto, dove gli ospedali sono stati accorpati per ridurre il deficit pubblico, le lungodegenze sono sparite e i tagli ai pronto soccorso sono da record. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 7 dicembre 2022 e la prima notizia di oggi riguarda i tagli nella rete ospedaliera pubblica, oggetto di una trasmissione televisiva, Report, in onda su Rai 3 l'altra sera. A stretto giro la replica dell'assessora alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, che commenta i contenuti della puntata di Report e replica e dice: record di tagli non mi risulta, il problema è che manca personale. E questo è sicuramente vero, perché come leggiamo sul Corriere del Veneto, nel concorso per reclutare nuovi medici del pronto soccorso bandito da Azienda Zero per la regione del Veneto hanno fatto domanda soltanto 59 medici a fronte di 154 posti messi a bando. 154 posti che, a dire il vero, non avrebbero nemmeno coperto i buchi d'organico. Oltre 220 scrivevano i quotidiani locali nei giorni scorsi i medici che mancano attualmente nei pronto soccorso. 154 i posti messi a bando, soltanto 59 le domande, quindi pronto soccorso 59 medici per 154 posti. Il lavoro all'interno delle strutture pubbliche non attrae più i giovani, intanto i pazienti aumentano per la mancanza dei medici di base, ed è un po' il fenomeno descritto appunto dalla puntata di Report dell'altra sera, che oltre a parlare della chiusura di tutte le lungodegenze pubbliche che ormai esistono soltanto nel privato, il fenomeno quindi della privatizzazione, ma anche quello della fuga dei medici dalla sanità pubblica nel privato oppure in altre regioni o ancora all'estero, c'è poi il problema dell'emergenza urgenza con la rete dei pronto soccorso che ha subito tagli pesantissimi, e c'è il problema delle liste d'attesa, dei tempi lunghissimi per ottenere visite ed esami. La puntata di Report si occupa anche della fatica nella realizzazione degli obiettivi del PNRR, le case e gli ospedali di comunità. Sulla carta le case di comunità dovrebbero essere aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma nella realtà sono affidate, come scrive Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi, solo agli infermieri, perché i medici di base non ci sono e gli ambulatori risultano vuoti. Questo il quadro davvero desolante e preoccupante. Nulla di nuovo, a dire il vero, ogni giorno leggiamo notizie dei problemi della sanità veneta, i tanti nodi irrisolti. La puntata di Report semplicemente mette assieme e unisce i puntini, ricostruendo la storia degli ultimi 20 anni. Voltiamo pagina e parliamo dell'ennesimo femminicidio che è avvenuto purtroppo in Veneto. Siamo a Venezia, a San Stino di Livenza precisamente, dove una donna è stata uccisa a bottigliate dal marito, che poi ha chiamato i carabinieri e si è consegnato alle forze dell'ordine. Una strage senza fine, il commento della CGIL di Venezia.
È forte in questi casi il senso di impotenza anche per un'organizzazione come la CGIL, a partire dai luoghi di lavoro, che si batte per liberare le donne dal bisogno e dalla sopraffazione, ma non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci, anzi vogliamo moltiplicare le nostre forze per raggiungere un obiettivo ambizioso ma irrinunciabile per una società che voglia definirsi civile, bandire la violenza di genere, fermare la strage. Queste le parole di Federica Vedova, segretaria FILT della CGIL di Venezia. Esiste un numero per chiedere aiuto, si tratta del 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, accessibile dall'intero territorio nazionale e gratuito sia da rete fissa che mobile. L'assistenza è disponibile in diverse lingue. Le statistiche della Questura di Venezia nel frattempo parlano di casi di violenza che sono raddoppiati nell'ultimo anno, numeri da brividi, quindi anche se naturalmente dietro ogni numero c'è una vita, una donna, una storia assolutamente unica di dolore e appunto di violenza. 15 femminicidi, la lunga lista del veneziano, vicende di paura, minacce e follia, un fenomeno criminale in continua crescita. Basti pensare che quest'anno, in un solo anno, si contano quasi la metà delle vittime, che sono appunto 15 dal 2017 ad oggi. I quotidiani del gruppo G di La Nuova Venezia pubblicano i 15 volti delle donne rimaste appunto vittima della furia dell'uomo. Questo il titolo. Voltiamo pagina, proseguiamo nella rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima dal Gazzettino di oggi: si parla del reddito di cittadinanza. Soltanto il 15% degli intervistati a Nord-Est vorrebbe ampliare questo strumento. È da cambiare invece per 6 su 10, ma è altrettanto vero che soltanto per il 25% dei veneti, dei friulani e dei trentini il reddito di cittadinanza è da abolire, quindi solo 1 su 4 chiede l'abolizione dello strumento. Per la stragrande maggioranza degli intervistati dall'Osservatorio sul Nord-Est di Demos per il Gazzettino, il reddito di cittadinanza è sì da cambiare, ma appunto di certo non da abolire. Addirittura una quota del 15% lo amplierebbe direttamente così com'è. Questa sicuramente è una notizia nel laborioso Nord-Est. Proseguiamo sempre con la politica. Sui quotidiani del gruppo Gedi un retroscena sui congressi della Lega. Ieri avevamo parlato di questo congresso nella provincia di Rovigo in cui non si capiva chi avesse vinto, o meglio c'era un nome, si chiama Ferrarese, il nuovo segretario della Lega nel Polesine. Tra l'altro è colui il quale finora è stato commissario della Lega in quel territorio, ma non si capiva se questa fosse da contare come una vittoria dei salviniani oppure una vittoria degli zaiani, perché erano entrambe le fazioni a rivendicare appunto la nomina di questo segretario. E allora, secondo questo retroscena pubblicato sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, la risposta c'è, infatti il titolo è Lega, Rovigo segna il primo punto per gli zaiani, scintille a Padova invece. Quindi sarebbe da considerarsi una vittoria per i seguaci del presidente della regione Veneto quella di Rovigo. Invece a Padova Boron richiama il commissario Ostellari, dice devi farti garante della regolarità dei congressi. Nel veneziano circolano altri nomi, ma invece parlando di politica un po' più di ampio respiro, c'è una proposta portata avanti alla Camera dei Deputati dalla giovane deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa. Si tratta del rapporto sullo stato dei diritti in Italia e si parla in particolare della salute mentale, che come sappiamo e come dice Rachele Scarpa è in Italia un diritto a metà. Non c'è soltanto la salute fisica ad essere trascurata,
come dimostra la mancanza di seri investimenti in legge di bilancio, c'è anche la salute mentale che è ancora in troppi casi completamente dimenticata, in particolare salute mentale trascurata in istituti, carceri e scuole. Allora la proposta garantire universalmente il diritto al benessere psicologico oggi significa agire su tanti fronti. Per questo serve un grande piano di investimento sulla salute mentale che renda effettivo l'impegno preso dalla conferenza dei presidenti di regione nel lontano 2001 di investire almeno il 5% del fondo sanitario nazionale. Questa la proposta di Rachele Scarpa del Partito Democratico, quindi arrivare al 5% di investimenti sulla quota del fondo sanitario per la salute mentale, un obiettivo davvero ambizioso, considerato che l'Italia è ben al di sotto di questa percentuale e il Veneto ancora di più. Non raggiunge nemmeno la quota del 3% la nostra regione negli investimenti per la salute mentale sul totale del fondo sanitario. Davvero delle briciole. E anche di questo si è parlato a Venezia nella giornata di ieri, con la prima giornata della discussione sulla manovra di bilancio regionale. Leggiamo solo un titolo rapidamente sui quotidiani del gruppo Gedi: bilancio, la battaglia in consiglio regionale, Zaia ritocca le borse di studio. Zaia, che peraltro non era presente in aula durante tutta la giornata di ieri, con il dibattito che si è prolungato fino a tarda notte. I fondi per le borse di studio sono pescati dalle riserve per la Pedemontana, anche se si tratta di soltanto 1 milione di euro contro i 26 che secondo l'assessora all'istruzione servirebbero per dare copertura alle borse di studio di tutti gli studenti che studiano in Veneto in questo anno accademico, quindi non si capisce bene come faranno a quadrare i conti, e infatti l'opposizione attacca e parla di una manovra da austerity. La regione tax free è un'illusione. Qua paghiamo in Veneto 50 euro in più al mese per gli asili nido. La replica dell'assessore: l'opposizione dipinge una realtà che non esiste, la gente ci ha votato e noi andiamo avanti, e ci mancherebbe altro. Questo del resto negli ultimi 30 anni è quello a cui ci ha abituato il centrodestra ininterrottamente alla guida della regione. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la paura sul ghiacciaio della Marmolada, una valanga a 2800 metri, uno sciatore padovano coinvolto ma estratto per fortuna vivo dalla valanga. Appunto, un fronte nevoso di 30 metri si è staccato vicino all'area della tragedia del 3 luglio scorso, dove nel crollo del Seracco sono morti alcuni alpinisti. Ieri una vicenda a lieto fine, l'escursionista è stato aiutato dai compagni. Il bollettino però parlava di rischio marcato, era imprudente salire, c'era neve instabile, spiegano gli esperti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.